È stata una gara per certi versi strana e giocata nel silenzio di uno stadio chiuso ai tifosi, infatti lo stadio La Franca di Partinico e gli spalti erano inagibili. L'atmosfera è quasi surreale e certamente ciò ha contribuito notevolmente sul gioco espresso dalle due squadre, specie nel corso del primo tempo. Da sottolineare anche il fatto che nella prima frazione di gioco l'Olimpica Akragas ha dovuto fare i conti con il vento a sfavore, eppure non sono mancate le occasioni da rete per i ragazzi di Giovanni Falsone che non sono stati abbastanza cinici sotto porta. Partiamo dal principio. Il tecnico biancazzurro manda in porta il giovane Carlo Altamore, classe 2001, e come secondo Luca Cosi del 2002, in sostituzione dell'infortunato Casella e dell'indisponibile Anzalone, assente per motivi personali. Per il resto viene confermato lo schieramento delle ultime gare disputate. Le prime azioni biancazzurre sono con Sant'Angelo e Sette Case, con la difesa di casa in leggero affanno, ma nella ripresa al 48esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione, Puccio si fa trovare pronto in piena aria ed infila il portiere palermitano con un tiro angolato. Sbloccato il risultato, la squadra gioca con maggiore serenità, coglie un paio di legni con Sette Case e Maniscalco e al 79esimo fa bis con Cimino. Il ragazzo va via in contropiede, supera il diretto avversario e poi mette alle spalle del portiere Zabbia. Vittoria meritata contro un avversario duro a morire, che sin dai primi minuti ha espresso un calcio molto fisico. Adesso la classifica sorride, ma domenica c'è un'altra battaglia in programma allo Stadio Seneto contro la Folgore Castelvetrano.